è stato per me un grande piacere, ma soprattutto una sorpresa essere interpellato da Tarantino che è un collezionista di immagini e soprattutto di miei manifesti che li tiene in casa. Questa è l'ultima intervista a Renato Casaro, realizzata lo scorso 5 settembre durante l'inaugurazione della mostra a lui dedicata al Museo Salce di Treviso. Il grande illustratore commentava la dedica che gli aveva fatto Quentin Tarantino in occasione del film C'era una volta a Hollywood. Quel giorno era presente anche Gianni Giongarco, che per anni aveva vestito i panni di Sartana. L'attore parlava così dell'arte di Casaro. Renato non coglieva soltanto la fisionomia semplice dell'attore e dell'interprete, ma dentro l'anima del personaggio. Immagini e parole che raccontano cosa ha rappresentato per il mondo del cinema e non solo la figura di Renato Casaro, morto improvvisamente all'ospedale di Treviso dove era ricoverato da qualche giorno per una polmonite. Classe 1935, è considerato il più grande illustratore italiano. Con i suoi manifesti e locandine ha raccontato la storia del cinema dall'Italia fino a conquistare Hollywood, con migliaia di opere per Francis Ford Coppola, Quentin Tarantino, Franco Zeffirelli, Claude Lelouch e tanti altri. Particolarmente forte la sua collaborazione con Sergio Leone, per il quale realizzò quasi la totalità delle locandine dei suoi film western. Renato, punto di riferimento per il mondo del cinema a livello mondiale, cittadino trevigiano, aveva anche collaborato con l'amministrazione comunale in tanti progetti, dalla sua mostra alla candidatura alla capitale della cultura, quindi una grandissima perdita per la città di Treviso, per la nostra comunità e per tutto il mondo cinematografico. Porto con me un ricordo di una persona straordinariamente umile che ha lasciato il segno non soltanto attraverso i suoi manifesti, ma anche attraverso la sua grande umanità, professionalità, serietà e sensibilità. Una passione, quella per il disegno, che Casaro aveva coltivato sin da giovane, imparando da autodidatta l'arte che lo porterà ad essere conosciuto a livello internazionale, girando il mondo per poi tornare nella sua Treviso, dove qualche mese fa gli era stata intitolata una sala all'interno del Museo Salce, riconoscimento che raccontava così. Girato il mezzo mondo, però oggi sono tornato qui a Treviso e quindi sono onorato che mi abbiano dato questa possibilità. La sua Treviso, che ora è pronta a ricordarlo nel modo migliore per una figura come la sua. Ma idee con lui ce ne sono davvero tante, anche perché la sua morte è arrivata improvvisamente e avevamo tanti progetti in piedi con lui, e credo che dar seguito a qualcuno di questi progetti potrebbe essere un modo giusto per ricordarlo, però penseremo anche a qualcosa di più grande.